E tra i vari stand di Fruit Logistica 2019 qui al padiglione della Regione Veneto abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Boscolo Palo, presidente del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP. Allora, quando parliamo di radicchio in Veneto parliamo di Treviso, radicchio trevigiano, ma anche Chioggia è un radicchio e lo sa tutelare bene, lo sa presentare bene ai suoi consumatori. Beh, il nostro lavoro e la nostra mission come consorzio, spero che questo dia dei risultati positivi in senso di consumo di radicchio di Chioggia IGP. Il radicchio tondo è il più prodotto e il più consumato al mondo, ha numeri eccezionali, purtroppo quello IGP un po' meno. Quindi parliamo comunque di un prodotto molto diffuso anche a livello internazionale e apprezzato. Oggi siete qui allo stand della Regione Veneto perché cosa farete nell'ambito di Fruit Logistica 2019? Le novità che presentate, i vostri scopi? Beh, intanto quest'anno sono 6 anni che il consorzio è presente a Fruit Logistica. È una kermesse la più importante al mondo nel settore ortofrutticolo ed è, come dire, non esserci che farebbe dire come mai non ci sei. Quindi noi ci siamo nella normalità di un'attività promozionale. In questa attività noi ricerchiamo sempre delle collaborazioni, dei contatti. Lo faremo in questi giorni, domani, con gli amici sardi, presentando un piatto con il nostro radicchio di Chioggia, col carciofo e col pecorino sardo. È un modo come un altro per dire che la cucina si possa sposare tra le varie regioni. Noi abbiamo un gemellaggio già in corso con il pomodoro di Pachino. Ecco, unire le due isole al continente attraverso dei prodotti ci sembra una cosa bella. Una prospettiva allettante, un'unione, un trade union di sicuro gustoso. E per quanto riguarda le prospettive future del consorzio? Beh, le prospettive future passano attraverso l'utilizzo del radicchio di Chioggia IGP. La quarta gamma, noi abbiamo già 2 ditte molto importanti a livello nazionale che la stanno utilizzando interamente, una busta intera con radicchio, non è più il colore rosso all'interno di una busta. E poi ci sono delle aziende che utilizzano per fare i risotti, per fare i dolci, c'è un essiccato che sta dando degli ottimi risultati sull'utilizzo poi per altre ditte, ci sono dei pastifici. Quindi il radicchio di Chioggia sta passando attraverso questa idea e questa idea di utilizzo nel vario modo significa solo una cosa, che è negli scaffali, che è diverso, che si può utilizzare in maniera diversa dalla solita insalata. La ringrazio per essere stato in nostra compagnia, salutiamo il presidente Giuseppe Boscolo Palo, presidente del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP. Grazie a voi.